Va ora in onda Spazio Più. Buonasera, buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti qua su Radio Libertà. Abbiamo cominciato con Infermiera di notte di Gianni Celeste. Pensate che questo cantante Gianni Celeste, famosissimo, non c'è bisogno che ve lo presenti, è siciliano, è catanese di nascita da quello che ho capito e canta in napoletano. Pensate un po' a questa canzone famosissima che mi è stata richiesta dai tanti ascoltatori che ascoltano lo Spazio Più in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, la trasmissione consacrata alla sicurezza. Chi vi parla, il vostro spalacazzare preferito Federico, a di 10 gennaio 2024, è un venerdì e il vento freddo spazza Milano, sta per arrivare il gelo sulla metropoli meneghina, dall'altra parte del Cheno Legnoso il mitico Lorenzo insieme alla nostra grandissima Sveva, il futuro di questa radio, e non possiamo che ringraziarli perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Questa è una trasmissione operaia, chi vi parla è un volontario, mi alterno con il lavoro, con gli impegni di famiglia,
di famiglia su Rosanna, che mi ascolta sempre, che la lascio a casa e si incazza ogni volta che vengo in radio, però qualcuno che viene qua a dire 4 cavolate nel peggio del peggio di Radio Libertà ci vuole sempre, e quello sono io. 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta, ripeto 0292947222. Per i più timidosi c'è sempre il WhatsApp, il 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. E allora le cose insomma, le cose che accadono, a proposito, insomma, oggi tutti i giornali aprono con il mitico De Luca, che a volte interviene anche nella nostra trasmissione. La Campania ha il miglior sistema di bombe nucleari al mondo. Ecco, e lui si vuole candidare per il terzo mandato. Pensate un po' come disperata la stampa di questo paese, che apre con De Luca, quando invece il mitico Zelensky è venuto a visitare la nostra povera Italia chiedendo ancora più armi, perché quelle che ha non gli bastano. Quindi mi raccomando, mi auguro che si faccia un giro nel Vesuviano, così 4-5 bombe di Maradona gliele danno e magari può vincere pure la guerra. Scherzi a parte, insomma, questa è l'attualità. Pensate come stiamo inguaiati. Poi sarei come... E questo è il peggio dell'informazione italiana, ne siamo orgogliosi, se il meglio sono loro, che Dio ce ne scampi. Allora, novità anche dal punto di vista della sicurezza, perché che sta accadendo? Ragazzi, cose turche, ho visto la polizia di Stato nella metro, mai vista a Milano, e poi soprattutto altri cambiamenti che stanno avvenendo, oltre ripeto, la polizia di Stato nelle metropolitane delle città d'Italia. Voglio dire due parole su quello che sui carabinieri, insomma, coinvolti nel caso Rami. A quanto sembra, almeno no, a quanto dichiara il comando della polizia della polizia locale di Milano, quindi non è qualcosa di populista, non è il SINAP, non siamo noi cattivoni di Radio Libertà o della Lega. Rami è caduto, non è caduto colpito dall'auto dei carabinieri. Questo dice il comando di polizia locale di Milano, quindi non i carabinieri, non altre cose. C'è una botta che è stata fatta durante l'inseguimento da parte della gazzetta dei carabinieri che li inseguiva, però il momento della caduta è dovuto alla forte velocità e una curva presa male. Ecco, sarebbe bello che invece di mettere in croce chi faceva il suo lavoro quella sera là, questi carabinieri che vanno anche compresi, cioè io non riesco a capire, la vittima viene messa in croce, l'aggressore no. Sarò scemo io, comunque è tutto il contrario. Spiace sempre che il povero Rami sia morto, che insomma ci sia stato questo incidente, non doveva accadere tutto questo, non sarebbe accaduto magari in un paese dove la legge viene fatta rispettare, soprattutto da chi la giustizia l'amministra, e purtroppo l'amministra molto male, questo a nostro parere. Ovviamente se qualcuno dalla Procura della Repubblica, da qualche tribunale vuole dire la sua, 0292947222, ripeto 0292947222, senza filtri né censure, facciamo parlare chiunque. Abbiamo avuto già altri magistrati ospiti, abbiamo avuto 2 anni fa insieme al mitico Marco Castelli di Saronno, che saluto, niente po' di meno che il dottor Sabella, magistrato indipendente di lungo corso, ma ne abbiamo avuti tanti altri di magistrati, molti di quali hanno collaborato con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Quindi è una radio aperta a chiunque, anche se qualcuno vuole intervenire, dire la sua, di qualsiasi estrazione politica sia. In questa radio trova la sua casa, soprattutto in questa trasmissione abbiamo sempre fatto parlare chiunque, ne siamo orgogliosi, alla faccia di Radio Radicale. Ovviamente noi gli stipendi, i soldini di Radio Radicale ce li sogniamo, e anche la meravigliosa sede di Radio Radicale in piazza di Largo Torre Argentina, nel centro di Roma, ce la possiamo soltanto sognare, però dal bunker di Radio Libertà, insomma, questo offre la ditta, ne siamo orgogliosi finché ci viene permesso di esistere. Tra l'altro, quando esistiamo facciamo la nostra porca figura. Il nostro direttore anche ieri sera era su Rete 4 e siamo ospiti. Insomma, è bello vedere il direttore di Radio Libertà, la nostra squadra ospite fissa in una trasmissione televisiva importante. È un segno che questa radio cresce, cambia, nonostante il sottoscritto, nonostante le trasmissioni che faccio, però tuttavia qualcuno le dovrà
pur fare, visto quello che accade in tutto il paese. Allora ragazzi, cominciamo con la cronaca penitenziaria, quello che accade. Come al solito vi faccio sempre il peggio del peggio della rassegna stampa. Qua ancora appena apro un giornale mi appare il faccione del mitico De Luca, che un giorno vorremmo avere in trasmissione, non so cosa darei per averlo. E iniziamo con l'Avvenire, il quotidiano cattolico, tutto tranne che populista, al contrario di questa trasmissione. Intitola l'8 gennaio 2025, carcere, l'altro fronte dell'emergenza, dietro le sbarre mancano gli agenti. Questo è meraviglioso che se ne sono accorti dopo che è cambiato il governo. L'incremento degli organici della polizia penitenziaria previsto entro febbraio e non tiene conto dei pensionamenti. La carenza attuale di oltre 5.200 uomini è destinata a non cambiare. Nero su bianco c'è un piano di incremento degli organici e questo è uno scoop, possiamo dire, mai accaduto dal 1990, una cosa del genere. Ma anche la fotografia plastica, anzi nel 90 accadde perché fu fatta la riforma. Il problema è dai primi anni 2000, da quando c'è il meraviglioso euro, la moneta unica, che bello, che ci ha condannato all'austerità continua, che ha meridionalizzato il paese. Uscite fuori da Milano, vedrete serie e serie di capannoni e negozi chiusi, merito della moneta unica. Che bello, ha desertificato le attività economiche del bel paese e non solo, ha abbassato le pensioni perché lo Stato taglia qua, taglia di là, non ha incrementato le pensioni, non le ha adeguate alle inflazioni, sono diminuiti i salari, è aumentato il lavoro sottopagato, sono aumentati i giovani che scappano, l'inverno demografico. E cosa ha fatto lo Stato? Per una ventina d'anni non ha nemmeno coperto il turnover, cioè le persone che andavano in pensione, che garantivano la vostra sicurezza, la vostra salute e l'istruzione dei vostri figli. Ecco un altro meraviglioso risultato della moneta unica. Che bella l'Europa. Poi qualcuno dice io non vado a votare, me ne frega niente. Bravo Pirla, è anche merito tuo. 11 anni di governi non eletti da nessuno hanno ridotto il paese in una situazione schifosa, orribile. A me viene sempre in mente quel meraviglioso film dei fratelli Coen, Non è un paese per vecchi, che spesso e volentieri viene mandato questo jingle su Radio Libertà, e pensare che questo era proprio un bel paese, un gran bel paese. Non ho ancora capito come si sia ridotto così. Io ancora non ci sono arrivato. Poi magari qualcuno, se me lo spiega, è meglio. Sappiate che c'hanno e continuano a derubarci. Finché esisterà Forcolandia, cosa che da questa radio viene detta dagli anni 90, questa Unione Europea, questo euro, che ci opprime perché per avere il marco tedesco devi essere la Germania, e l'Italia, grazie a Dio, per sfortuna, Germania non era, non è e non lo sarà mai. Avevamo qualche regione sotto l'impero austro-ungarico che era già un'altra cosa. Pensate un po', gli austriaci avevano la propria moneta e non il marco tedesco, il marco del Reichsmark, come esisteva tanti e tanti anni fa. A ogni nazione la sua moneta. Forse vediamo se qualcuno a Roma prima o poi ci arriva. Nel frattempo abbiamo fregato un paese intero, l'abbiamo bruciato, si è meridionalizzato, se poi vieni a Milano sembra di stare al Cairo. Quindi pensate, invece di andare avanti siamo tornati indietro, però a questo a molti non gliene frega niente. La gente preferisce stare chiusa a casa o a giocare su Facebook o su Facebook, su TikTok o su OnlyFans. Nel frattempo il mondo va a puttane e tu, sì, tu che ci ascolti, tu che stai a casa a giocare con le app sul telefono, avresti dovuto intervenire, avresti dovuto alzarti, avresti dovuto interessarti del tuo futuro. Sei rimasto chiuso in casa a fregartene e al tuo futuro ci ha pensato qualcun altro per te, e non solo al tuo, a quello della tua famiglia, dei tuoi vicini, dei tuoi figli, dei tuoi nipoti. Ragazzi, se non ci interessiamo noi non verranno né gli alieni, né gli americani, né i russi, né gli ucraini, né gli uzbeki, né gli azeri a salvarci. Solo noi possiamo salvare noi stessi, ed è una cosa che dico da 8 anni in questa radio. Vediamo un po', più lo dico, più la gente resta a casa a giocare al cellulare, quindi evidentemente non serve a niente, ma continuerò a dirlo. Ok, dicevamo appunto 20 anni, 23 anni di austerità da quando esiste l'euro, e quindi non si è assunto personale anche nelle carceri. Quindi mancano 5.200 uomini.
Tuttavia il governo, con quei pochi soldi che ha, e ora riprendo l'articolo, sta facendo nell'incipit, ecco, si parte da una buona notizia in realtà. Entro fine febbraio indicativamente prenderanno in servizio 1340 nuovi agenti di polizia penitenziaria, 913 uomini e 427 donne, usciti dal 184esimo corso di formazione del corpo. C'è però una forbice molto più larga da colmare, soprattutto tra gli uomini. E la ripartizione di genere è rilevante, perché le carceri sono divise tra sezioni maschili, presidiate da agenti uomini, e sezioni femminili affidate alle agenti donne. Il problema, cari amici a casa, è che nonostante il Ministero continua a assumere quasi un terzo di donne, ed è una cosa meravigliosa, è che il 95% dei detenuti sono maschietti, e quindi nelle sezioni, cioè dove manca il personale, purtroppo servono gli uomini. Ed è una cosa che non si può cambiare. Dove è stata cambiata succedono cose spiacevoli, come in Francia. Stando agli organici previsti dalle tabelle ministeriali, infatti, i provveditorati regionali, le articolazioni locali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, che si occupa appunto di minorenni, ma non solo, dovrebbero poter contare su 27.694 uomini. Nella realtà, invece, la forza operativa maschile in servizio, cioè gli effettivi al 17 dicembre 2024, è rappresentata da 22.371 operatori. Quindi all'appello ne mancano 5.232 ed è una situazione pesante. Qua ora taglio un po', però nel Lazio, Abruzzo e Molise mancano 1.000 uomini, in Sicilia 600 e sempre sul podio è la Lombardia. In Lombardia mancano 532 uomini, cioè un carcere grande come Opera o come Milano Bollato San Vittore di uomini di polizia penitenziaria. L'articolo è bello lungo, non ve lo sto a leggere tutto, però insomma continuiamo a pagare. Questo articolo però finisce qua e vi leggo la fine, così tagliamo un po' perché è davvero lungo. Quanto alle sanzioni previste per i nuovi agenti, il provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise, che abbiamo detto sconta la maggior carenza, 175 uomini, quello della Sicilia 103 uomini e la Lombardia, che ne manca di 587 uomini. E nel frattempo è verosimile stimare ulteriori uscite per i ciclici pensionamenti. Anche al termine di queste nuove assegnazioni tra gli uomini dovrebbero mancare circa 4.400 effettivi, cioè si va a mettere una pezza per 500 unità, cioè la carenza viene ridotta del 10%. È una cosa buona, finalmente un governo che sta assumendo tra le forze dell'ordine, tuttavia la carenza continua a rimanere. E tutto questo cosa si traduce? In un maggior numero di suicidi, purtroppo, in un maggior numero di evasioni, perché se non c'è il personale che vigila giustamente chi è recluso, pensa sempre di non restare chiuso qui, pensiero a volare sulle ali della libertà, e questo significa sì. Allora, dall'altra parte del Canyon Legnoso la regia mi dice che ci ha raggiunto il nostro mitico Tony F, ossia Antonio Fellone. Buonasera Antonio. Ciao Fede, sempre alla regia per la grandissima professionalità, grazie a Radio Libertà per lo spazio che ci dedica da anni ormai ogni venerdì, grazie a Mimmo che non c'è. Tu con sto Tony F hai rotto, perché io dove giro adesso non mi chiamano più Antonio Fellone. Ciao Tony F, basta. Non si può sentire. Quindi, non ci posso fare nulla se le iniziali del tuo nome sono quelle. Antonio, detto Tony, F, Fellone. Vabbè. Ricordiamo a tutti gli amici a casa chi è Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, e soprattutto è anche coordinatore nazionale del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega per Salvini Premier. Assolutamente sì. Proprio oggi siamo usciti come Dipartimento Carcere e Polizia Penitenziaria in merito a quello che è accaduto a Bergamo. Rinnovo i complimenti ai colleghi al reparto della Polizia Penitenziaria di Bergamo, che hanno fatto veramente una bellissima operazione. Sono riusciti ad intercettare cellulari e droga che arrivavano dall'esterno con dei lanci. Vogliamo leggere l'articolo sull'Eco di Bergamo di oggi, Antonio, così ne parliamo. Telefoni e droga lanciati nel carcere.
intercettati, un articolo di Chiara Balducchi sull'Eco di Bergamo. Telefoni e droga lanciati nel carcere, intercettati dalla polizia penitenziaria. Il sequestro. Le indagini sono in corso per capire a chi fossero destinati gli oggetti rinvenuti sul muro di cinta e in un'area esterna della casa circondariale di Bergamo. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno rinvenuto 5 cellulari con SIM card e caricatori, cocaina e hashish. Un lancio fallito e uno arrivato nelle pertinenze esterne del carcere, dove i detenuti diretti nelle zone dedicate all'attività sportiva e ricreativa avrebbero potuto raccoglierlo senza farsi notare. All'interno alcuni telefoni cellulari dotati di SIM card e caricatori per le batterie e alcune decine di grammi di sostanze stupefacenti. A trovare gli oggetti introdotti illegalmente all'interno dell'istituto penitenziario di Via Gleno sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, che hanno subito avviato tutte le verifiche del caso, allertando la Procura della Repubblica di Bergamo sull'accaduto. È successo mercoledì 8 gennaio e, stando alle prime ricostruzioni, sembra che 2 contenitori siano stati lanciati dal perimetro esterno del carcere a notte fonda. Al vaglio le riprese delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori, ma anche di capire a chi fossero destinati telefoni e droga. Uno dei 2 sacchetti, che potrebbero essere stati lanciati a mano e non, come lo scorso aprile, tramite l'utilizzo di droni, è rimasto sul muro di cinta, mentre l'altro è atterrato in una zona dove transitano i detenuti durante gli spostamenti. Il plauso del sindacato nazionale SINAPPE. Il SINAPPE, Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, ha voluto esprimere il proprio plauso ai poliziotti in servizio a Bergamo per la brillante operazione che ha portato al sequestro di diversi oggetti non consentiti all'interno dell'istituto. Questo importante risultato testimonia l'elevato livello di impegno, professionalità e competenza che contraddistingue quotidianamente il lavoro degli appartenenti alla polizia penitenziaria, spesso operanti in condizioni complesse e gravose. Fondamentale sollecitare l'amministrazione affinché vengano adottati i provvedimenti necessari per prevenire ulteriori episodi di questo genere. Nel congratularsi con l'intero reparto per la lodevole attività svolta, allo stesso tempo appare fondamentale sollecitare l'amministrazione penitenziaria affinché vengano adottati i provvedimenti necessari per prevenire ulteriori episodi di questo genere. Nonostante le difficoltà operative e le criticità che affliggono il sistema penitenziario, le donne e gli uomini della polizia penitenziaria continuano a svolgere il proprio dovere con dedizione e zelo, garantendo la sicurezza e l'ordine all'interno degli istituti penitenziari del paese. Sulla vicenda, sturatevi le orecchie amici a casa, perché sulla vicenda si è espresso anche un certo Antonio Fellone, coordinatore nazionale del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega. Ancora una volta la polizia penitenziaria ha dimostrato la sua costante attenzione e prontezza nell'evitare che materiale non consentito potesse circolare ed essere usato all'interno dell'istituto, ha dichiarato. Antonio, allora. Sì, un'ottima operazione, ripeto, complimenti ai colleghi, perché questa è un'ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, del valore della polizia penitenziaria. Oggi parliamo di Bergamo, ma è un discorso che va fatto a carattere nazionale, perché è una situazione che stiamo vivendo un po' in tutti gli istituti, tra lanci, droni, ingressi all'interno occultati da vari operatori. Ai noi purtroppo ci incappa dentro anche qualche collega, che chiamarlo collega è tanto, quindi sì, è un problema che stiamo vivendo in tutti gli istituti della nazione. Di non facile controllo, perché può sembrare facile, però così non è. Quindi, ripeto, bravi ai colleghi, bravi, perché Bergamo oggi ha fatto un'ottima operazione, ma fortunatamente noi di queste operazioni ne vediamo tantissime a livello nazionale, perché, come dicevo prima, la professionalità dei nostri colleghi va oltre rispetto a quello che è il pensiero di qualcuno all'esterno. Sì, sì. E tutto ciò avviene nonostante, appunto, dicevo, 20 anni di disinteresse totale, di tagli sia al personale che ai mezzi, alla formazione. Avviene anche dopo 20 anni dove, insomma, qualcuno aveva pensato al carcere come una specie di
circo o comunque posto dove tutto poteva venire a cadere e tutto doveva essere concesso e fatto, eccetto che pensare alla sicurezza, no? Perché se queste cose entrano con i droni o con i lanci, e non solo a Bergamo, abbiamo parlato di quello che è accaduto a Frosinone, quello che accade in tantissimi carceri del meridione, dove tranquillamente droni e altri mezzi volanti lasciano e parcheggiano qualsiasi cosa. Insomma, si è lasciato per un po' troppo tempo cioè si è fatto passare un messaggio sbagliato: fate tutto quello che volete, tanto qua della sicurezza ce ne frega poco niente, almeno per chi ha guidato in passato il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però su questo al vaglio ci sono comunque delle situazioni che comunque, ripeto, ci vuole tempo perché non è di facile soluzione il problema. Che qualcuno parla di magari schermare gli istituti penitenziari, mi trovo pienamente d'accordo. Però bisogna poi capire ciò cosa può comportare, perché noi abbiamo tantissimi istituti che si trovano al centro di alcune città. Quindi schermare l'istituto, sì, ok, ma può capitare che tu poi possa schermare anche i vicini, le persone che abitano vicino all'istituto penitenziario, lì poi diventerebbe un casino. Quindi bisogna comunque trovare una soluzione, perché altrimenti non se ne esce più fuori. Noi vediamo anche da tantissimi TikTok, no? Basta andare su TikTok e vediamo purtroppo ai noi tantissimi detenuti che si divertono a pubblicare video dalle stanze di pernottamento. Sì, dalle Perché se celle, diciamo così gli amici a casa capiscono. stanze di pernottamento, dobbiamo fare attenzione, perché se diciamo celle siamo razzisti, siamo fascisti, siamo l'impossibile, invece bene, stanze di pernottamento. Quindi ne sequestri 10, 20, 30, 40, ormai in alcuni istituti trovi più cellulari rispetto a se te ne vai in qualche centro commerciale. No, ma io non ho voluto fare nomi di vari... Facciamo noi marchettoni, perché sopravviviamo grazie all'Euronix, che ringraziamo. Ragazzi, qualsiasi cosa vi serva, Euronix. C'è anche il drone per volare sopra il carcere, Euronix. Arriveremo anche a questo, però ancora non siamo alle sponsorizzazioni. Allora Antonio, andiamo velocissimamente in pubblicità e torniamo con le news tecnologiche del mese. Pubblicità. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E ritorniamo in diretta con lo spazio più Sinape, Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, la trasmissione consacrata alla sicurezza del venerdì, perché cari amici, il venerdì esistono solo due cose: la moschea e lo spazio più con il Sinape. Vi parla il vostro sparacazzate preferito Federico, dall'altra parte del Cheno Legnoso Lorenzo e Sveva dalla torre di controllo, e soprattutto Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del Sinape, nonché capo dipartimento della Lega, anzi coordinatore, perché capo dipartimento è meglio non toccare come ganglo, coordinatore nazionale del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega per Salvini Premier. Allora
Antonio, parlavamo di TikTok, scusami se ti interrompo, però mi ha colpito un po', sai com'è, io odio i telefoni, lo sai benissimo, per contattarmi fai una fatica bestia ogni volta, però mi piace guardare la TV. Io amo guardare Striscia la Notizia, non ti nascondo che quando ho acceso a fine dicembre Striscia la Notizia ho visto Pino Abete, come dice lui, mostrare tutta una serie di video di detenuti reclusi in un carcere napoletano che non so se sei riuscito a capire, dove faceva tranquillamente video e diceva di aver corrotto tutta una serie di persone per avere con 3.500 euro per avere tutta una serie di telefoni, hashish e altre comodità. Ci sono un po' rimasto. Ci rimani perché, guarda, ne abbiamo parlato prima, purtroppo è un fenomeno che fai una fatica enorme a controllare, semplicemente perché non tutti sanno che oggi esistono dei cellulari talmente piccoli che fai veramente fatica a trovarli e sono facilmente occultabili. Sono veramente, credo che saranno 5-6 centimetri. Quindi fai, ripeto, una fatica abnorme a trovarli e questi usano questi qua. Poi c'è un commercio dietro. Di recente è stata scoperta anche una banda che gestiva, che lavorava e gestiva gli istituti della Campania, del Lazio, della Puglia, della Calabria. Facevano proprio questo, loro erano attrezzati di droni di ultima generazione e andavano a consegnare facendosi pagare veramente tantissimi soldi, cellulari, droga, per ogni singolo istituto, perché purtroppo a noi non è facile, anche se adesso c'è un meccanismo antidrone, è partito e sta dando ottimi risultati, quindi è solo questione di tempo, quindi anche la questione droni sicuramente si risolverà, però non tutti sanno che con i droni questi signori sono capaci di far arrivare il cellulare fino in cella, fino alla finestra della cella di notte. Tu ne puoi individuare 1, 2, 3, ma fai veramente fatica. Solo chi non fa il nostro lavoro non può capire, perché dall'esterno vabbè, ma come fai che non te ne accorgi? No, perché non è così. Io voglio ricordare che a Frosinone con il drone ci è arrivata una pistola e un detenuto ha sparato all'altro detenuto. Cioè, voglio ricordare solo questo. Perciò quindi, ripeto, dall'esterno è tutto più facile, ci devi lavorare e le devi vivere certe dinamiche per capire quella che è realmente la situazione. È un fenomeno, come diceva prima, che si sta espandendo. Beh, ormai è arrivato, basta, ripeto, guardare Striscia la Notizia, ma per chi non guarda la televisione ed è appassionato ai telefoni rispetto a Federico, che è il contrario, ogni volta che devo chiamare Federico faccio prima a contattare Mattarella o Papa Francesco. Antonio, ti ho sempre detto che con i segnali di fumo mi contatti in un attimo, però tu non vuoi imparare, io sono legato ai miei avi indiani che così comunicavano. Hai colui che ti risponde al telefono, lavora per te ed è il buon Mimmo, che oggi non c'è. Però io quando ho bisogno di parlare con te non chiamo direttamente te, perché ormai mi sono scocciato, anche perché non ho tempo di stare lì a chiamare 10 volte che non rispondo mai. Chiamo il buon Mimmo e il buon Mimmo comunica con te. Non lo so come fa, userà un piccione viaggiatore, non lo so come fa, però poi riesco comunque ad ottenere dei risultati, quindi il problema io l'ho risolto. Sai come quando uno lavora capita che basta andare su TikTok e ne trovi tantissimo, però posso pure dirti che spesso, sempre, coloro che poi pubblicano sul TikTok vengono beccati. Di recente un'operazione del leak su una segnalazione dove sono andati a pigliare il detenuto fino in cella perché hanno scoperto dov'era, da dove mandava il video, ed è stato beccato, come sono stati beccati altri, quindi... Ma poi mi auguro che questi guasconi, questi grandissimi filmmaker vengano trasferiti, quantomeno d'istituto, vengono pure lasciati là e magari messi a lavorare come avveniva qualche anno fa, almeno. No, ma per forza, Fede, per forza. Meno male. Il peccato deve essere trasferito, punto. No, ragazzi, devi essere attenzionato, ma anche comunque c'è l'inasprimento delle pene, sì. Comunque viene denunciato, quindi adesso le pene sono altine, non so fino a che punto gli convenga a questi signori di fare certe cose. Guarda, si poteva capire prima, c'era qualcuno che diceva ma è giusto che devono parlare con i propri cari. Guarda che oggi le telefonate sono aumentate, i colloqui sono aumentati, quindi non c'è tutta questa esigenza, è perché magari la stragrande maggioranza di loro deve gestire i sporchi traffici che hanno all'esterno e hanno bisogno del cellulare.
Il business è sempre il business, quindi mi auguro che anche questo signore che è andato su Striscia la Notizia sia stato scoperto quantomeno per essere, insomma, professionalità del NIC, di chi gestisce il NIC e di chi lavora in questo reparto specializzato del nostro corpo. Per chi non lo sapesse, il NIC è il nucleo investigativo centrale, e poi ha i vari rami regionali che è il NIR, no? Il nucleo investigativo regionale. Sono delle persone estremamente preparate, in gamba, bravi, quindi io sono più che certo che comunque ci sono arrivati e il gioco è stato fatto, quindi hai voglia. Ecco, Antonio, ti stiamo Io sono perdendo. positivo. Antonio, ti stiamo perdendo. Evidentemente la nuvola nera oppure qualche drone che va a modificare l'etere sopra Brescia sta interferendo. Oh, ce l'abbiamo, Antonio? Ci sono. Ok, perché ti abbiamo perso per 35 secondi all'incirca. No, dicevo che apprezzavo la grande professionalità del NIC e dei rami regionali del NIC, no? Che è il NIR, è composto da persone estremamente professionali in gamba e brave, e sicuramente chi posta sa che prima o poi viene beccato, perché comunque, ripeto, è già accaduto in passato e sicuramente accadrà in futuro, quindi è solo una questione di tempo. Antonio, un altro modo per interrompere questo, che ricordo agli amici a casa, che esistono telefoni che hanno sembianze degli accendini, cioè la tecnologia in questo è andata addirittura con tanto di custodia che lo fa sembrare un vero e proprio accendino della Bic un po' più grande, lo si sfila ed eccoti il telefono. Questo così gli amici a casa immaginano, e addirittura appoggio reale fino a qualche tempo fa, non so se esiste ancora, davanti a carcere, alla casa circondariale di Napoli, il famosissimo appoggio reale, che è il carcere più grande d'Italia, c'era un negozietto che vendeva di queste cose ai parenti in fila per fare colloqui detenuti. Ora non so se esiste ancora questo negozietto, però una nota di colore di imprenditoria locale, insomma. E tra l'altro ho avuto notizia che stanno moltiplicando anche davanti ad altri istituti o nelle immediate vicinanze questi negozietti con questi simpatici gadget di telefoni, accendini e altre cose. Volevo dirti anche, anzi chiederti anche, abbiamo letto un articolo dell'Avvenire che dice che stanno per essere assunti 5.000 e passa agenti che vanno per la prima volta a ridurre la carenza cronica di personale di almeno 500 unità. L'Avvenire dice questo non basta, però possiamo dire finalmente un'inversione di rotta. Anche questo serve per garantire una maggior sicurezza all'interno e all'esterno, ad evitare di finire su Striscia o comunque ad evitare i detenuti anche pericolosi di comunicare tranquillamente con l'esterno. Ok. Vabbè, quando recuperiamo Antonio magari lo richiamiamo, perché stiamo avendo un po' troppi problemi. Grazie regia. Ecco, ora c'ho Lorenzo e Sveva che stanno sudando per riaprire il ponte radio digitale che unisce lo Spazio Più con Antonio Fellone. Nel frattempo leggiamo un articolo di quello che amo, insomma, leggervi sempre, la cronaca penitenziaria, cosa accade nei istituti penitenziari che sono finanziati e soprattutto che esistono grazie ai vostri soldini. C'è un'emergenza cronica che è il carcere di Sanremo. Leggo da imperiapost.it, articolo del 9 gennaio, quindi di ieri. Fresco, carcere di Sanremo, detenuto aggredisce agente di polizia penitenziaria, voleva le sigarette. La denuncia dei sindacati, situazione allarmante. Ancora violenza in carcere a Sanremo. Nella giornata di ieri un detenuto straniero ha aggredito un agente che aveva già violentemente percorso 5 mesi fa. Allora interrompo la lettura dell'articolo che riprenderemo perché la regia mi dice che abbiamo ricostruito il ponte radio che ci unisce ad Antonio Fellone. Antonio, ci sei? Brescia Ecco. Ci sono. Sì, insomma, zoppichi sempre, evidentemente ti stai collegando anche tu da Damasco come Mirko Anna. No. Altre zone. Antonio, noi facciamo ancora fatica a sentirti. Non lo so cosa oggi, ma sarà un problema tecnico, no? È un problema di linea. Di solito è il solito collegamento, non so sì. perché oggi fai capricci.
Quindi Il cielo è no, sereno stava sopra fatto Brescia, o c'è la il- nuvola di Fantozzi che... leggevi prima quell'articolo dell'Avvenire Sì, sulle assunzioni di circa, no, sono, credo, mettendo insieme circa 7.000, includendo anche le assunzioni straordinarie. Comunque è veramente tanta roba rispetto al passato. Si riesce a coprire in parte comunque il turnover grazie alle amministrazioni passate che ci hanno lasciato col sedere nell'acqua, no? Perché nonostante questo governo da 2 anni, in 2 anni è riuscito ad assumere più di 10.000 persone, noi ci ritroviamo ad oggi con tante problematiche semplicemente perché in passato nessuno ha pensato al turnover, anzi c'è stato qualche governo che addirittura ha tagliato la nostra pianta organica, la famosa legge Madia, no? sì, Dei sì. tagli. Quindi noi abbiamo dovuto subire anche questo e nonostante ciò sta riuscendo questo governo a portare a casa ottimi risultati. Quindi Ricordiamo... ovviamente bisogna chiedere uno sforzo in più. Se riesci a leggere Sì, l'articolo, io sarei curioso sì, di no, sentirlo perché non lo... l'ho già letto inizio trasmissione, non mi volevo ripetere, però è un numero importante. Ricordiamo agli amici a casa che più o meno ci sono 34-35 mila agenti di polizia penitenziaria, quindi vuol dire che un agente in servizio su 3, uno su 3 è stato assunto durante questi 2 anni e qualche mese di governo, e sono numeri importanti. Questo vi lascia immaginare 1 su 3 assunto durante questi 2 anni è qualcosa. È una ventata di freschezza, ma soprattutto un investimento che non veniva fatto da più di 20 anni, addirittura se non erro dagli anni 90 in pratica, quindi 27-28 anni, un investimento importantissimo e che ci voleva. Allora Antonio, stavo leggendo un articolo che invece riguardava un'aggressione al carcere di Sanremo, che è un carcere purtroppo che spesso e volentieri è nella cronaca nera dell'amministrazione penitenziaria. Accadono un sacco di brutte cose. Tra l'altro Antonio mi veniva in mente che si parla anche molto, no, di taser. Era stata avviata qualche anno fa, se non sono imbriaco, non mi ricordo male, la sperimentazione. Prima o poi vorremmo vedere, insomma, i risultati, o sono io che ricordo male? Allora, in merito alla questione di Sanremo hai ragione, ma non è solo Sanremo, purtroppo sono quegli istituti, la maggior parte casi circondariali, dove all'interno sono recluse persone che non hanno nulla da perdere, basta guardare quello che è accaduto a Capodanno a Milano, i personaggi rinchiusi nelle celle sono di quel tipo, di gente strafottente, incurante, irrispettosa, non avvezza al rispetto delle regole, e quindi di conseguenza il povero collega di turno che si trova ad avere a che fare con questi personaggi devi stare sempre lì a litigare perché poi ti aggrediscono e poi ti sputano addosso, fanno di tutto e di più perché sono persone estremamente rispettose. Sulla questione Taser ci sono delle proposte fatte in passato da Matteo Salvini, dalla Lega tutta, doveva partire il progetto, per un attimo è sospeso perché all'interno degli istituti penitenziari, siccome gli spazi sono pochi e siccome era una questione di tecnica, ci sono dei lavori un attimo per capire se c'è una possibilità definitiva di averli o non averli. Il mio auspicio è quello comunque di quanto prima venga dato in dotazione anche la polizia penitenziaria del Taser, perché noi, come ben sappiamo, tutte le forze di polizia sul territorio hanno in dotazione il Taser ed è un ottimo deterrente. Quindi è un qualcosa che servirebbe assolutamente anche al corpo di polizia penitenziaria. Ovviamente su questo non si molla, però ci sono delle sperimentazioni, ci sono delle questioni tecniche da valutare, da vedere, perché poi, ripeto, gli spazi sono pochi. Un conto che tu devi agire su strada e un conto che devi agire in 2 metri quadri, come capita a noi. Però, ripeto, è fondamentale, soprattutto come deterrente, e soprattutto vedendo quella che è la popolazione detenuta attuale, che non è la popolazione detenuta di una volta. La popolazione detenuta attuale, soprattutto se parliamo di mediano del razzista, ma campo lo stesso, soprattutto riguardante la popolazione straniera. La stragrande maggioranza di questi detenuti sono irrispettosi, non fanno altro che aggredirti, ma basta ascoltare le varie interviste in giro, no? Quando li senti parlare, anche gli italiani di seconda generazione, cioè una mancanza di rispetto per tutto e per tutti.
E non solo, a quanto pare, le persone venute da oltremare per pagarci le pensioni, come dice la Boldrini, ma accade da nord a sud. E cominciamo con la mia tanto amata cronaca penitenziaria. La Gazzetta del Mezzogiorno: Trani, ispettore di polizia penitenziaria, aggredito da un detenuto in carcere. Lo denunciano i sindacati locali, la vittima è in ospedale e il presunto aggressore nei giorni scorsi avrebbe anche incendiato un reparto. Questa è una notizia del 7 gennaio. Trani, un ispettore della polizia penitenziaria in servizio nel carcere locale, è stato aggredito in mattinata di oggi da un detenuto, quindi 7 gennaio. Lo rendono noto i sindacati locali, spiegando che la vittima è in ospedale. Il presunto aggressore nei giorni scorsi avrebbe anche incendiato una stanza del reparto in cui si trovava, con conseguente esalazione di fumi che costringevano ad evacuare la sezione. I sindacati evidenziano anche l'assenza totale dell'amministrazione centrale nel prendere i provvedimenti. La violenza è aumentata a dismisura e a farne le spese sono i poliziotti penitenziari, continuano i sindacalisti, annunciando che sporgerà denuncia contro i responsabili dell'ufficio detenuti del Dipartimento di amministrazione penitenziaria. Se si applicassero le norme in vigore, gli episodi di violenza ed aggressione tra detenuti o verso polizia penitenziaria diminuirebbero del 60-70%, perché i detenuti capirebbero che se sbagliano pagano, aggiungono appunto i sindacati locali, che chiedono un incontro con il ministro della giustizia Carlo Nordio. Antonio, lascio a te un pensiero su quello che accade a Trani e quello che si dice. Fatto sta che fa impressione che fino a qualche anno fa nei carceri del meridione queste cose erano quasi impossibili, ora invece anche nel profondo sud è la norma questo. Eh sì, Fede, perché lo dicevamo prima, purtroppo la popolazione detenuta è cambiata, è totalmente cambiata rispetto a qualche anno fa, anche negli istituti del sud, anzi io direi soprattutto in alcune parti del sud, perché il vecchio detenuto, parlando anche con colleghi molto più anziani di me, aveva molto più rispetto per il corpo di polizia penitenziaria. Trovavi lo scalmanato di turno, ma era un caso particolare. Oggi no. E i fatti di Santa Maria hanno aggravato questa situazione, perché oggi ognuno si sente libero di fare quello che vuole all'interno degli istituti penitenziari, non c'è più rispetto per le istituzioni, quindi per la legalità e per lo Stato, e di conseguenza per la polizia penitenziaria, perché noi all'interno degli istituti penitenziari rappresentiamo lo Stato, rappresentiamo le istituzioni e la legalità. Quindi degli istituti del nord noi abbiamo il problema che oltre il sovraffollamento, ma la stragrande maggioranza sono tutti detenuti stranieri, che ovviamente a una certa vengono trasferiti anche al sud. Al sud non c'è più il detenuto di qualche anno fa che aveva una sorta di rispetto, no, verso le istituzioni, invece oggi no, tutto è cambiato. Quindi ci tocca un attimo leggere e vedere queste cose, ma comunque, ripeto, al vaglio delle soluzioni ci sono. Come è stata attuata la soluzione della chiusura delle unità di sicurezza che ha portato dei benefici all'interno degli istituti penitenziari? Non parlo solo per la polizia penitenziaria, ma parlo per l'istituto in generale, anche per i detenuti, perché voglio ricordare che tantissimi detenuti avevano chiesto di essere chiusi, perché preferiscono restare chiusi anziché stare aperti e subire torti continui, furti e altro. Quindi ripeto, bisogna studiare altre alternative, altre soluzioni. Sì. No, tra le quali appunto continuare ad investire sulla forza lavoro, sugli uomini e le donne, soprattutto i maschi che mancano purtroppo, perché il 95% dei detenuti sono maschi, lo ricordiamo sempre. Grazie a Dio, figuriamoci se il tasso di criminalità era uguale anche per le femminucce, eravamo rovinati. Meno male che sono un po' più tranquille di noi. Bene, anche a livello di poliziotti penitenziari, oltre ad essere veramente estremamente professionali tutti, però abbiamo un gran numero, un buon numero, anzi siamo in surplus rispetto a quella che è la previsione. Se parliamo di agenti femminili, il problema ce l'abbiamo con gli agenti maschili, di sesso maschile, quindi su questo bisogna lavorare. Però 3.000 stanno per arrivare, stanno completando la fase concorsuale che dovrebbe concludersi credo il 31 marzo. Poi c'è un mese per poter fare ricorsi e altro, e io credo per inizio maggio parte al corso che dovrebbe avere una durata di 4 mesi, quindi entro settembre, settembre/ottobre, abbiamo un'ulteriore forza di 3.000 unità negli istituti penitenziari. Quindi
Su questo al governo gli si può dire proprio nulla, perché assunzioni simili, tu che sei nell'amministrazione, io che ci sono dal 2001, ma se parli anche con magari persone più anziane, numeri del genere non si erano mai visti. Quindi va dato solo riconoscimento e va dato atto a questo governo per l'attenzione che ha avuto verso il corpo di polizia penitenziaria, ma verso tutte le forze di polizia in generale, perché le assunzioni come le abbiamo avute noi come polizia penitenziaria hanno avuto tutte le altre forze di polizia. Quindi perché comunque c'è un'attenzione alta verso quella che è la sicurezza. Quindi vuol dire che, amici a casa, che il vostro voto conta, almeno quando andate a votare in una certa maniera. Quindi stare a casa invece è la cosa peggiore. Bisogna sottolineare questo, ma bisogna sottolineare anche che dopo tanti anni finalmente sono stati stanziati dei fondi per l'edilizia penitenziaria. Io lo ripeterò fino alla morte, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché segretario della Lega, nonché vice premier Matteo Salvini, ha stanziato 166 milioni di euro per l'edilizia penitenziaria, per alcune strutture. È stato nominato per la prima volta nella storia un commissario che si occuperà dell'edilizia penitenziaria, quindi un'ulteriore attenzione. Su questo noi non possiamo dire assolutamente nulla. E chi attacca mente vuol dire che lo fa per altri interessi, per altri fini che non sono quelli della polizia penitenziaria e di tutti gli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari. Tra l'altro il commissario ha tempo fino a fine di quest'anno, il commissario per l'edilizia penitenziaria, per avviare i cantieri, e io mi auguro che tu qualche cantiere lo andrai a visitare e poi ci devi raccontare, insomma, se le cose finalmente sono partite dopo decenni di immobilismo. Sì, il mio auspicio è che uno di questi ce l'ho proprio a casa mia, quindi non casa mia dove abito, attenzione, casa mia intendo per Brescia, perché comunque è uno degli istituti dove dovrebbe partire il cantiere per la costruzione di un nuovo padiglione all'interno dell'istituto di Brescia Verziano, per l'ampliamento di Verziano, e finalmente poi un giorno si potrà arrivare alla chiusura del Nerio Fischione, perché è un istituto vecchio, obsoleto, che va assolutamente chiuso e basta. Quindi dai, di carne al fuoco ce n'è tanto, bisogna solo lavorare e stare sul pezzo. Anche noi qua a Milano abbiamo un cantiere importante, perché è il cantiere che deve rimettere in sesto 2 raggi della casa circondariale di Milano San Vittore, che sarebbero 400 posti in più, cioè si va insomma quasi a colmare la metà della carenza dei posti, almeno nell'area milanese. Sarebbe davvero tanta roba. Io però vogliono venire a lavorare a Milano, però lo sai? Perché c'è il divieto di fumo, non possono fumare e quindi hanno detto di no, preferiscono andare in altre città, perché il sindaco Sala ha detto che il problema principale di Milano è il fumo. Sì, Quindi... è come quello della Sicilia, mi sembra l'avvocato di Johnny Stecchino, che il problema, la Sicilia ha un grande problema che ci impedisce di vivere, è il traffico. Ecco, e quindi ne facciamo sempre tesoro. Allora andiamo verso la chiusura e voglio leggere una buona notizia finalmente, perché nonostante tutto quello che accade, le difficoltà, le carenze di personale, la carenza di mezzi e tutto, ci sono le donne e gli uomini della polizia penitenziaria della casa circondariale di Monza, cioè il reparto di polizia penitenziaria di Monza, che trovano il tempo di fare un'opera meravigliosa. La leggiamo: Befana in pediatria, la polizia penitenziaria a Monza, Desio e Vimercate. Gli agenti della polizia penitenziaria di Monza nel giorno dell'Epifania hanno portato doni ai pazienti di pediatria a Monza, Desio e Vimercate. Questo è il cittadino di Monza e Brianza. E andiamo avanti con l'articolo. Hanno tolto la divisa per indossare i panni di Babbo Natale della Befana. In verità c'è una foto che fa vedere che ci sono anche donne e uomini della polizia penitenziaria in divisa, con la giacca e cravatta, quindi eleganti. Gli agenti della polizia penitenziaria di Monza nel giorno dell'Epifania hanno fatto visita ai pazienti ricoverati in pediatria negli ospedali San Gerardo a Monza, Desio e Vimercate. Una tradizione ormai che si rinnova da 2 anni. A Pasqua, nel giorno della Befana, un gruppo di agenti porta dolci, regali e materiale da destinare ai reparti. Un progetto autofinanziato dalla polizia penitenziaria. Se gennaio, oltre alle calze e zeppe di dolcetti, gli agenti travestiti da Babbo Natale e da Befana hanno consegnato bilance e pesa neonati al reparto neonatale e forni a microonde per la sala dedicata ai genitori dei piccoli pazienti. La gioia negli occhi dei più piccoli è la più grande ricompensa, commenta un agente. A nome di tutti i colleghi crediamo fermamente che sia nostro dovere restituire qualcosa
alla comunità. All'iniziativa hanno partecipato tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria di Monza, che hanno autofinanziato l'acquisto del materiale donato agli ospedali, grazie anche alla collaborazione dello store Casanova di Arcore. La Polizia Penitenziaria, che è la prima forza di polizia nella provincia di Monza e Brianza per numero di agenti, ha dimostrato ancora una volta che la solidarietà può fare davvero la differenza. E Antonio, con questa bella notizia andiamo a chiudere. Vedi, la nostra trasmissione si distingue da altri proprio per questo, perché noi spesso preferiamo dare le belle notizie ed essere estremamente positivi rispetto a tutto quello che si sente in giro, solo negatività o cose peggiori riguardanti il nostro mondo e soprattutto il nostro corpo. Quindi queste sono bellissime notizie, complimenti ai colleghi di Monza. Ma tante iniziative sono state fatte quest'anno, Monza, ma posso ricordare anche tantissimi altri istituti che Brescia di recente che è andata a trovare una scuola, hanno passato una giornata con dei bambini, hanno mostrato i furgoni, la storia della polizia penitenziaria come Modena, tanti, sono state fatte tante iniziative e questo è il bello della polizia penitenziaria, è anche questo. Antonio, abbiamo letto di questa storia di Monza perché Monza è molto vicina a noi, ma sappiamo benissimo, lo ricordiamo in tutta Italia, ricordiamo Genova, Roma, anche nelle tantissime carceri del sud, le iniziative sono tantissime. Siccome la polizia penitenziaria, da alcuni media, di cui ce n'è uno che ci sta molto caro, viene dipinta come un corpo di assassini, di torturatori, sadici, aguzzini, e invece no, addirittura vanno a sottare tempo libero alle famiglie, anche i soldini, si mettono a girare i negozi, insomma si sono fatti un mazzo tanto nel caso di Monza, ma come si fanno in tantissime città d'Italia, c'è una realtà molto simile, per andare a portare solidarietà a chi ha la cosa che fa più male al cuore, vedere i bambini malati negli ospedali in questo caso. Fede, facciamo così, venerdì prossimo, siccome che siamo ancora agli inizi di gennaio, venerdì prossimo la dedichiamo alla trasmissione dove elenchiamo, cerchiamo di trovarle tutte le iniziative che ha fatto la Polizia Penitenziaria nel mese di dicembre, tutto ciò che riguarda la solidarietà, è veramente tanta. Io voglio chiudere dicendo una cosa che a me ha colpito tantissimo e fa capire il cuore grande del corpo di Polizia Penitenziaria. Per i fatti di Trapani c'è stata una raccolta fondi di tutti i poliziotti in servizio a Trapani per i colleghi sospesi dal servizio e hanno raccolto 18.000 euro e le hanno suddivisi per tutti i colleghi sospesi. Questo ti fa capire il corpo di polizia penitenziaria, ti fa capire il grandissimo cuore di tutti gli appartenenti e lo spirito proprio di vicinanza. Faccio i complimenti ai colleghi di Trapani perché non è da tutti, voglio dire, comunque raccogliere 18.000 euro per colleghi che sono stati più trasfortunati ad oggi comunque vivono con la metà dello stipendio, che sappiamo bene che sospesi dal servizio vivi con la metà dello stipendio. Quindi il mio applauso, veramente i complimenti a tutti i colleghi del reparto di Trapani. Quindi chiudiamo la trasmissione davvero con il verde, speranza, ridare speranza è il nostro dovere, come dice il motto della Polizia Penitenziaria, nemmeno a farlo apposta. Abbiate fede, abbiate speranza. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a Antonio Fellone. Buona giornata a tutti, grazie sempre a Radio Libertà, grazie alla regia che oggi è stata estremamente paziente, grazie a te Fede e ti faccio sempre i complimenti perché sei il top, fuori dalla radio e fuori dal lavoro, ti parlo in generale. Per la radio e il lavoro non mi esprimo. Voglio ringraziare e salutare Mimmo anche se oggi non è con noi. Ci vediamo venerdì prossimo. Viva la Polizia Penitenziaria, viva il SINAP. Buona giornata a tutti. Restate sempre qua su Radio Libertà. Ciao!